Alle mie spalle il municipio di Noventa di Piave, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle giornate della salute. In occasione della giornata mondiale della salute, Noventa propone non solo un appuntamento ma una serie di appuntamenti lunghi 2 mesi interi. La presentazione è stata introdotta dal sindaco Claudio Marianna, presenti anche le associazioni, sono una ventina, coinvolte in questo progetto. Andiamo a scoprire quali sono i dettagli dell'iniziativa. Quest'anno con degli elementi in più. Uno, che abbiamo ottenuto la certificazione Vivo Bene e Comune Attivo dopo un audit fatto con la Regione per il tramite dell'ASL, e credo sia un elemento importante. Credo che siamo il primo comune del Veneto orientale ad aver ricevuto questa certificazione. Ci teniamo al ragionamento legato alla salute e soprattutto alla prevenzione, perché gli ambiti che trattiamo sono legati soprattutto a modificare anche dei comportamenti che sembrano cose banali ma sono fondamentali per poter stare meglio e stare bene, e divulgare delle azioni che possono far star bene tutte, a partire dalle azioni individuali, ma che se le mettiamo tutti a sistema in qualche modo ci permettono di migliorare la nostra qualità della vita. Abbiamo coinvolto le associazioni del territorio, non solo di Noventa, sportive, culturali, sociali. Abbiamo coinvolto le scuole, l'istituto comprensivo, l'asilo nido, le famiglie. Abbiamo coinvolto ovviamente l'amministrazione e continueremo così, perché vediamo che poi otteniamo il plauso dei cittadini e delle associazioni che partecipano. Quali sono i contenuti di queste giornate? Quanti appuntamenti, quante realtà coinvolte? Gli appuntamenti si articolano dal 9 aprile sino al 26 maggio, sono circa una ventina gli eventi organizzati e una ventina sono le associazioni, gli enti che collaborano alla formazione e l'entrata in essere di queste giornate. I temi fondamentali sono 5: ambiente, alimentazione, prevenzione, sport e inclusione. La salute è un diritto ed è un diritto trasversale per tutti quanti, senza alcuna esclusione e senza alcuna eccezione. Il 9 aprile iniziamo con un tema a noi molto caro, che è l'ambiente, con l'associazione Il Pendolino ODV, un'associazione culturale naturalistica che opera da tantissimo tempo sul nostro territorio, e l'ACAT Basso Piave. Passiamo quindi poi all'11 aprile con la C90, che propone un tema che è lo sport e la Costituzione, quindi riprenderà l'articolo 33 della Costituzione assieme all'avvocato Alessio Rui, sempre in sala consiliare. E poi ovviamente il 13 aprile un evento molto importante in collaborazione con l'ULS 4 e gli Amici del Cuore San Donato Jesolo organizzeranno una conferenza al Base Hotel, presso la sala convegni del Base Hotel, dedicata alla defibrillazione, e mostreranno come si può intervenire precocemente per salvare una vita.